Buongiorno a tutti, è un piacere per Adriatica LNG essere qui quest'anno con Maurizio Pretti, organizzatore del circuito Adriatica LNG, per il nostro 12° incontro. Maurizio, quindi ormai un percorso storico, dove Adriatica LNG ha il piacere ed è lieta di promuovere non solo le capacità e le sfide podistiche dei nostri sportivi, ma anche promuovere il territorio con delle tappe che ci porteranno a conoscere meglio il nostro delta del Po. Adriatica LNG, oltre a ringraziare Maurizio, ringrazia anche le amministrazioni comunali che tanto si adoperano per rendere possibile questo meraviglioso circuito Adriatica LNG. Si parte con la corsa di Venice, che è la prima tappa del circuito quest'anno, perché abbiamo provato a cambiare data. Di solito la facevamo in luglio, fine luglio, primi di agosto, quest'anno è il 25 di aprile. Apriamo con la Serenissima, dopo la seconda tappa è la correre in Pineta il 7 di maggio, abbiamo il 28 maggio Taglio di Po, il 3 settembre il Porto Tolle e l'ultima tappa Loreo diventa l'8 di ottobre. Queste sono le tappe. Quest'anno ho voluto cambiare il percorso della prima edizione del circuito, che è omaggio alla Serenissima, in quanto da un percorso cittadino notturno sono passato a un percorso natura di mattutino. Questo per rendere ancora più evidente il nostro territorio. Infatti il percorso che avrà la partenza al centro sportivo di Intersporting si snoderà per il spogliatoio Palano e ritornerà per 2 giri, e questo sperando, avendo anche incluso una camminata a 6 zampe, speriamo di avere una buona adesione e una buona conoscenza del nostro territorio. È sempre un onore essere qua, perché veramente noi poi di Loreo ci teniamo in particolar modo, essendo quasi sempre stata l'ultima tappa, e ogni anno veramente i numeri crescono a dismisura, tant'è vero che anche quest'anno siamo arrivati a più di 400 iscritti. La cosa bella è che ci tenevo a sottolineare è che oltre ad esserci gli atleti ci sono anche le mogli degli atleti, i figli. Vediamo qualche passeggino camminare, sì, insomma qualche passeggino con qualche mamma, vediamo a volte che ci sono dei gruppi anche con i nostri amici animali, ed è veramente ormai diventata una manifestazione che il popolo proprio loredano ci tiene in particolar modo. Grazie agli organizzatori, ormai il circuito Adriatica LNG è diventato uno degli appuntamenti tra i più sentiti e importanti del podismo regionale, e in questi anni il circuito ha coinvolto un numero sempre maggiore di atleti che hanno avuto la possibilità attraverso il podismo di conoscere, di scoprire le bellezze e le peculiarità del nostro territorio. Infatti la manifestazione è nata per coniugare il turismo allo sport e far conoscere con i percorsi delle varie gare alcuni tra i punti più suggestivi del Parco del Delta. Pertanto le gare hanno anche una valenza turistica per il nostro territorio e rappresentano una vetrina mediatica che promuove l'immagine appunto del nostro territorio, in particolare per quanto riguarda la gara omaggio alla Serenissima, promuove l'immagine della nostra città di Porto Viro.